Signore e signori, buongiorno. Do il benvenuto a tutti voi che siete qui presenti all'Auditorium Malafratta di San Daniele del Friuli e a tutti coloro che si sono collegati con noi da remoto sui nostri canali Facebook e YouTube. Questa mattina il nostro gradito ospite, il dottor Claudio Fava, che ringrazio per la partecipazione a nome dell'Associazione per la Costituzione. Il dottor Fava è giornalista professionista che ha scritto da inviato per numerosi magazine e quotidiani dall'Italia e dall'estero. È scrittore, sceneggiatore e drammaturgo che ha da sempre affiancato l'impegno politico all'attività professionale. Vogliamo ricordare Claudio Fava 11 anni fa, qui a San Daniele, sempre ospite dell'Associazione per la Costituzione, quando, assieme ai figli di Ambrosoli, Moro e Bachelet, ha partecipato alla prima edizione del progetto Una vita spesa per la legalità, quell'anno dedicata ai figli delle persone morte per mano di mafia e di terrorismo. Il dottor Fava ci parlerà oggi di comprati e venduti e di come la professione di giornalista possa essere interpretata a schiena dritta oppure per tornaconto personale al soldo dei criminali. Ricordo che Claudio Fava parlerà per un tempo di circa 40 minuti e poi ci sarà uno spazio dedicato alle domande che potrete porre voi dal pubblico qui in sala e voi che ci seguite da remoto digitando un commento sulle nostre dirette Facebook e YouTube. Il tempo dedicato alle domande è limitato a 5 minuti circa, poiché dovremo tassativamente concludere l'incontro alle 12:50. Grazie dottor Fava, è a lei la parola. Grazie a te e a voi per questo invito, anche per averci ricordato quell'incontro di 11 anni fa. Penso che resti sempre traccia utile quando gli incontri non sono rituali, non servono a celebrare o a autocelebrarsi. Ho memoria di quell'incontro proprio perché si mettevano insieme esperienze che non erano soltanto di lutti, ma di vita, perché la cosa importante è riuscire a costruire la vita a partire dalle cose anche tragiche che sono accadute. Forse parlerò qualche minuto in meno perché se vogliamo lasciare qualche spazio in più per le domande ne sarò ben lieto. Vorrei partire subito da sfatare un mito. Il giornalismo, quella schiena dritta, quello che viene fatto cercando la verità, raccontando i fatti, distinguendoli dalle opinioni, sentendo la responsabilità, l'autonomia, la priorità di questo mestiere, che è anche un servizio pubblico, anche se lavori per un giornale o una televisione privata, non ha bisogno per essere efficace di cercare le vie della controinformazione. L'esperienza che noi avemmo tanti anni fa ai Siciliani, che era fondato e diretto da Giuseppe Fava, nel quale eravamo una redazione di giovanissimi cronisti, è l'esempio di un'informazione che tutti avrebbero potuto fare, tutti, ma Catania, che era la nostra città, in Sicilia, i siciliani raccontava per la prima volta il sistema di potere mafioso come un sistema di potere, quindi come una parola complessa, plurale, dentro la quale non c'è soltanto la cronaca di mafia, non c'è soltanto la mafia che spara, ma c'è la convergenza di interessi, di convenienze, di consenso, di reciproca protezione che attraversava orizzontalmente e verticalmente tutta la società, istituzioni, l'impresa, la politica e le mafie, le organizzazioni criminali in quel momento rappresentavano il punto di collegamento, di tenuta di questo contesto fortemente malato. Raccontarlo era semplice, non occorreva fare controinformazioni. Io avevo 25, 24, 25 anni, venivo da una mia esperienza di cronista di nera in una città in cui ne ammazzavano 100 l'anno. E ricordo per esempio quando andavamo in questura, perché ne avevano ammazzato un altro, ogni giorno si apriva, ogni alba portava l'esito di queste feroci guerre tra cosche all'interno di Cosa Nostra. E in questura cercavamo chiedevamo la segnaletica, cercavamo di avere qualche indicazione, qualche dettaglio. Le risposte erano sempre molto vaghe, molto astratte, ma regolamenti di conti, affari loro, non ci interessa. Poi negli anni abbiamo imparato a decifrare quella realtà, quella città. Ci siamo resi conto che dietro e dentro questi regolamenti di conti c'erano interessi forti, c'erano
capibastone, c'erano capibanda, c'erano capimafia che possedevano le sorti dell'intera città, una per tutte era Nitto Santa Paola. E quando attraverso altre fonti riuscimmo a individuare questo nome come il punto di riferimento, una leggenda metropolitana, non occorreva che te lo raccontassero i magistrati o la scoramobile, tutti in città sapevano che chi comandava le sorti della mafia a Catania in quel momento era Nitto Santa Paola, come tutti sapevano che era Michele Greco a Palermo. Però non se ne parlava, non ne parlavano i giornali, non ne scrivevano i giornalisti, non ne parlavano nemmeno, come dire, i tuoi interlocutori istituzionali. Quando andavi in questura e chiedevi notizie di tal Benedetto Santa Paola, di cui si parla come di un criminale di alto spessore, ti dava una segnaletica che risaliva a quando il signor Santa Paola aveva 15 anni ed era stato arrestato per il furto di un motorino. Cioè c'era una forte chiusura, una forte reticenza a tutti i livelli, che sarebbe caduta se i giornalisti avessero fatto il loro mestiere, se avessero cominciato a raccontare le cose che si sapevano, senza fare controinformazione, senza come dire, lavorare sull'onda e sul rumore del dubbio, ma portando certezze, collegando fatti giudiziari, inchieste, sistemi di interesse, appalti, spesa pubblica. E ci rendiamo conto che da anni in quella città e sostanzialmente in Sicilia nessuno aveva voglia di raccontare queste storie. Cioè, quando si parlava di mafia si parlava di gente che spara e ammazza, punto. Ma capire perché, come, per quali interessi, attraverso quali protezioni, garantendosi quali impunità, perché tutto questo era potuto durare, perché in Sicilia e non altrove, perché i processi si celebravano altrove e non in Sicilia, i grandi processi alla mafia, prima il maxi processo dell'86, l'86 si sono dovuti fare uno a Catanzaro e l'altro a Bari per legittima suspicione, entrambi conclusi con assoluzione per insufficienza di prove di tutti, da Luciano Ligio in giù. Perché tutto questo accadeva? Che cosa rendeva questo tessuto di poteri criminali così forte? Che cosa garantiva lo scambio di convenienze? Chi c'era accanto? Chi ne traeva benefici? Dove andavano i voti della mafia? Dove finivano i soldi degli appalti? Erano domande da fare, non erano né comizi né azioni. In quel tempo pochi facevano queste domande. Forse questa è una delle ragioni per cui non abbiamo avuto 8 giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia. 8 giornalisti uccisi da un'organizzazione criminale in tempo di pace, di democrazia, è un dato significativo perché è un dato malato, un dato patologico. I giornalisti muoiono in guerra, in battaglia. Io ho fatto l'inviato di guerra per molto tempo e so quali sono i rischi a cui tu vai incontro, una pallottola vagante, un bombardamento, i razzi di un Katyusha che ti colpiscono, ma in tempo di pace, in tempo di democrazia, cosa vuol dire che 8 giornalisti vengono uccisi? Vuol dire questo, che fare il giornalista in quel tempo, e poi arriviamo a questo tempo, era considerato un mestiere capace di disciplinarsi, di darsi limiti, di sapere quando si poteva scrivere e quando no, di cosa si poteva scrivere e di cosa non si poteva scrivere, e dove spesso gli interessi dei gruppi editoriali si mescolavano anche agli interessi dei gruppi criminali. Vi faccio l'esempio di alcuni giornalisti palermitani morti in quegli anni, anche loro per avere cominciato a scrivere cose che non si dovevano scrivere, gli affari della mafia per costruire le dighe nelle campagne di Palermo, i finanziamenti alla regione siciliana intercettati con aziende che facevano da prestanome. E tutto questo si faceva, ma al tempo stesso dentro quei giornali c'erano anche giornalisti la cui funzione era quella di fare un po' come i PR, curare le pubbliche relazioni di quelle cosche mafiose, per cui all'interno dello stesso giornale avevi il cronista che scriveva dei soldi sporchi, degli appalti malati gestiti dai corleonesi, e l'uomo dei corleonesi aveva il compito di gestire le relazioni con l'editore, con il resto della redazione. Sono anni antichi, è passato molto tempo, però la premessa che vi facevo è quella che mi interessa: raccontare quelle storie, raccontarle oggi come ieri,
non vuol dire fare controinformazioni. La controinformazione la fa chi tace, la fa chi si occupa di altro, la fa chi ritiene che per ragioni di opportunismo o di opportunità, di carriera, o anche semplicemente per campare tranquillo, è bene di alcuni temi non occuparsene, o parlarne sottovoce, o parlarne cercando di omettere, di eliminare, di smussare gli angoli, di dimenticarsi qualche nome. Questo è continuato nel corso degli anni, naturalmente. All'epoca c'erano forme di, diciamo, collusione culturale tra strati del giornalismo e questi sistemi di potere che erano solidi, che erano con radici profonde. Il tempo è andato avanti, queste radici sono state tagliate, le impunità sono cadute, molte impunità. Oggi è difficile immaginare giornali che si autocensurino come si autocensuravano sui fatti di mafia i grandi quotidiani siciliani degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90. Però fare il giornalista con la schiena dritta, raccontando fatti, ascoltando, facendo le domande che servono a capire, andando, portando lo sguardo anche oltre la linea dell'orizzonte, quindi oltre il conosciuto, oltre il già visto, comunque richiede non coraggio, richiede la disponibilità, la determinazione, il senso profondo della propria autonomia, non la libertà che è una parola un po' astratta, un po' vaga, l'autonomia. Il mestiere del giornalista è un mestiere autonomo, nel senso che devi dare conto ai fatti e ai tuoi lettori e a nessun altro. Lo dico perché mi interessa parlare anche di un altro modo di fare giornalismo. Cioè, oggi in Italia, non solo in Sicilia, in tutta Italia, buona parte delle storie che ci vengono raccontate, storie anche importanti, significative, anche gravi, dove arrivano, si accumulano segmenti, tessere di verità che ci permettono di capire quanto sia complesso questo paese, quanto debito di verità ci sia ancora, quante verità ci siano state rapinate. Buona parte di questo lavoro non è fatto dai clamorosi inviati, dai giornalisti con l'aureola attorno al capo o dal chi lavora per le notabili redazioni dei grandi quotidiani italiani, ma è fatto a volte, spesso, da giornalisti che guadagnano 3 euro ad articolo, giornalisti che spesso non hanno un contratto, perché quando tu fai il corrispondente di un paese o quando lavori per una testata online o quando tu sei il corrispondente di una lontana provincia, ti pagano 4 soldi e il contratto forse nemmeno te lo fanno. E forse nemmeno giornalisti sono ai sensi di legge, tecnicamente, nel senso che non hanno il tesserino nell'ordine, non sono diventati né pubblicisti né professionisti perché non hanno un contratto d'assunzione, come non lo aveva Mauro Rostani. Mauro Rostani è stato ammazzato a Trapani dalla mafia, non aveva una tessera di giornalista, ma lo hanno ammazzato perché sapeva fare bene il giornalista. Come Peppino Impastato. Peppino Impastato non era iscritto all'ordine dei giornalisti, non aveva la professione di giornalista cucita addosso, ma lo hanno ammazzato perché faceva il giornalista con Radio Auto. Cioè in questo la mafia va oltre i nostri arzigogoli, lacci e lacciuoli del nostro formalismo. Però vi dicevo di questa generazione, forse più una generazione ormai, di giornalisti che vivono il mestiere con grande decoro, con grande responsabilità, con grande dignità e in assoluta precarietà. Perché spesso non hanno contratti, perché vengono pagati poco, perché si attirava la querela temeraria. Sapete cos'è la querela temeraria? La querela temeraria è la querela che vi fa un signore che sa di avere torto, ma ve la fa lo stesso per mettervi paura. Commissione antimafia, quando io feci alcuni anni fa un'indagine, una lunga indagine su appunto, i rapporti tra il mondo delle mafie e quello del giornalismo, ascoltai anche il racconto, la testimonianza di alcuni giornalisti che mi raccontarono il compendio, la collezione di querele che avevano ricevuto, tutte vinte, nel senso che tutti i querelanti erano stati sconfitti sul campo, però erano querele che servivano a far paura. Quando un avvocato ti chiede per conto di qualcuno di cui hai speso il nome invano o che è amico di qualcuno di cui non avresti voluto parlare, 1, 2, 5, 10 milioni di euro, e tu magari hai 30 anni
e magari non è un giornale che ti ha messo sotto contratto, e magari l'avvocato te lo devi pagare tu, e sai di avere ragione. Però sai che c'è un signore che in tribunale chiede 10 milioni di euro, che vuol dire che se tu perdi i tuoi genitori si venderanno la casa. Sai che non potrai perdere perché è soltanto un ricatto, è una vessazione, è una minaccia, un'intimidazione. Però per quanto tu sappia di avere ragione e che quella è soltanto un'intimidazione, pensi anche che magari potrai incrociare un giudice abbastanza sbrindellato e capace di dargli ragione. E tu dovrai comunque andare in udienza, dovrai comunque pagarti un avvocato, avrai comunque per 1, 2, 3 anni questa spada di Damocle sulla tua testa e questo senso di, come dire, di incertezza dentro di te. Si chiamano querele temerarie. Quando il querelante che ti citi in giudizio civile o penale sa di avere torto, ma lo fa soltanto per metterti paura. Negli altri paesi europei, quasi tutti i paesi europei, la querela temeraria è prevista, codificata nel codice di procedura penale ed è considerata come, diciamo, ha dei rimedi che impediscono, che comunque rendono sconveniente citare in giudizio un giornalista soltanto per il gusto di farlo. In altri paesi la querela temeraria vuol dire che se tu chiedi 1 milione a un giornalista, ma sai di avere torto e glielo chiedi soltanto come intimidazione, se se ne rendono conto i magistrati ti condannano a pagare quel milione, tu che lo hai chiesto, a darlo alla parte avversaria o allo Stato, per cui diventa un forte deterrente, cioè tu vai in giudizio quando sai di dover andare in giudizio, non soltanto quando vuoi fare paura. La Gabanelli ci raccontò di aver ricevuto querele per 256 milioni di euro, 256 milioni di euro. Naturalmente lei aveva le spalle coperte dall'ufficio legale della RAI, le cause le ha vinte tutte, ma tu capisci che quando la multinazionale ti cita in giudizio chiedendoti 10 milioni soltanto per il fatto di essere stata citata, evocata, o anche semplicemente a buon rendere, cioè io intanto ti cito in giudizio così tu non parlerai di me. Il senso, il significato di intimidazione che sta contenuto in questa iniziativa è abbastanza chiaro. Per cui abbiamo molti giornalisti, e questo mestiere lo fanno bene, che sanno trovare le notizie, che le sanno raccontare, che hanno intenzione di farlo senza chiedere permesso e che però non sono garantiti, non sono protetti, non sono tutelati, sono esposti al fuoco di fila delle querele temerarie, sono senza contratti o contratti assolutamente cari. Perché vi parlo di questi giornalisti? Perché penso al tempo stesso al modo in cui invece raccontare le mafie per taluni sia diventato non un modo per fare bene, decorosamente, dignitosamente il mestiere di giornalista, ma un modo per fare rumore e carriera. Perché anche di questo dobbiamo parlare. Mentre 30 anni fa, 40 anni fa mi preoccupavano soltanto i giornalisti che tacevano, adesso mi preoccupano anche i giornalisti che si autocertificano giornalisti antimafia e che in nome di questa autocertificazione, che avviene anche per imprenditori, politici, eccetera, anche magistrati, cioè non, diciamo, la normalità del tuo mestiere da imprenditore, da imprenditore non pagare il pizzo è una cosa normale, da politico occuparti nella tua veste di legislatore, di amministratore di ciò che riguarda la tenuta della legalità nel tuo paese è cosa normale, da magistrato lavorare, da procuratore della Repubblica per applicare il codice penale, la legge nei confronti di tutti e per tutti allo stesso modo è cosa normale, per taluni diventa un titolo onorifico, è come 4 quarti di nobiltà, per cui comincia ad appenderti queste medagliette di cartone al petto. Io sono un giornalista antimafia. Io sono un giornalista antimafia, quindi primo, ho sempre ragione, se qualcuno ritiene che quello che scrivo sia eccessivo, millantato o inutilmente retorico, è subito un amico dei mafiosi, quindi va subito punito come tale. Secondo, io ho diritto ad una carriera che prescinda dal fatto che io so fare questo mestiere, posso non sapere scrivere, ma siccome sono un giornalista antimafia devo essere comunque protetto e accompagnato. Terzo, io sono il giornalismo, altro non c'è se non il mio modo di essere giornalista antimafia. Ve lo dico perché non sono tanti, ma ci sono. Ci sono quelli che ritengono che questa autocertificazione che ha fatto della lotta alla mafia un brand,
un'occasione di carriera, di arricchimento professionale, di piagnisteo e allo stesso tempo di retorica giornalistica, è una cosa che c'è e che alla fine occupa il campo. Per cui se io vi facessi il nome in questo momento di 10, 15, 20 giornalisti in Italia che secondo me davvero rischiano la pelle, perché fanno il corrispondente da un paese, la Calabria, e quando raccontano che la processione del santo in quel paese si ferma davanti al balcone del boss perché il santo deve fare l'inchino e dal giorno dopo arriva un'ispezione e cacciano via il parroco che è stato felice a scampanellare per l'inchino del santo davanti al boss, e il sindaco si trova costretto a giustificarsi, e il maresciallo dei carabinieri deve spiegare perché tutto questo non è accaduto, e questo elemento di verità è arrivato per il lavoro che ha fatto un cronista sconosciuto, e quel cronista il giorno dopo viene non solo minacciato, viene isolato, additato. Tu che racconti i fatti nostri nella pubblica piazza, invece di tacere e tenerli per noi, tenerli per te, e che rischia, può rischiare la pelle, può rischiare la querela temeraria, può rischiare la solitudine, rischia come si rischia decidendo di raccontare una storia che tutti conoscono, perché tutti sanno che il santo fa l'inchino davanti al balcone del boss, ma che nessuno ha avuto il coraggio di raccontare. E il suo nome voi non lo sapete, come non sapete il nome di altri 10, 20, 30, 50 che questo lavoro l'hanno fatto in queste condizioni di estrema precarietà, raccontando la verità e senza, diciamo, stampare sul biglietto da visita io sono un giornalista antimafioso. Ma conoscete bene i nomi di un paio che sono presenti in tutti i talk show, che magari di loro, non sto parlando di Saviano che è uno che scrive bene, ha scritto tanto, ma di altri quali alla fine scrivono, forse, però ci dicono che sono giornalisti antimafiosi, quindi vanno invitati, vanno accompagnati, vanno, diciamo, insediati nella loro funzione di essere gli unici testimoni di quello che sta accadendo. Ecco, questo io lo considero un rischio dei tempi. Non rendersi conto di chi davvero scrive, racconta e rischia per parlare delle cancrene che stanno divorando questo paese. Non rendersi conto che l'etichetta antimafia è un'etichetta ridicola, non esiste il giornalista antimafioso. Io a 25 anni lavoravo in un giornale in cui hanno ammazzato il direttore, hanno tentato di ammazzare un paio di noi, dei nostri. Vivevamo in una condizione sotto tiro continuo, come se davvero fossimo in guerra. Ma l'ultima cosa al mondo che ci saremmo sognati di fare è dire io sono un giornalista antimafioso, appiccicarci questa etichetta. Non lo faceva Mauro Rostagno, non lo faceva Peppino Impastato. Peppino Impastato raccontava, faceva il giornalista, non aveva etichette, cartelli appesi al collo, elmetti con le piume e medaglie di cartone al petto. Io penso che questo modo retorico e autocelebrativo di fare il giornalismo, che oggi sta diventando abbastanza di moda, sia un rischio. Cioè, è una delle forme di giornalismo deteriore che rischiano di far sapere e capire poco di quello che sta accadendo in questo paese. E credo che occorrerebbe, dal punto di vista normativo, intervenire invece a tutela dei tanti, i cui nomi non conosciamo, e che oggi rappresentano l'asse portante dell'informazione. Perché vedete, 20 anni fa, 30 anni fa, insomma, le grandi stragi di mafia, l'anno prossimo saranno 30 anni da Capaci, da Via D'Amelio, facevano sì che parlare di mafia non fosse soltanto necessario, ma aiutasse anche le tirature dei giornali, l'audience delle trasmissioni televisive. Poi è cambiata la strategia mafiosa, si è fatta più, diciamo, fluida, sommersa, meno rumorosa, più furba, più abile, forse più pericolosa, proprio perché richiama meno l'attenzione. E le grandi firme, la grande stampa, la grande stagione delle inchieste televisive si è occupata d'altro, perché se non c'è l'odore del napalm nell'aria, forse non è il caso di mandare qualcuno a Reggio Calabria, a Palermo, a cercare di capire cosa stia accadendo. Nel frattempo le cose accadono. Matteo Messina Denaro non è soltanto un latitante, è un signore che ha inventato una capacità di riciclaggio dei proventi mafiosi attraverso
un corredo di aziende che vanno all'assalto di tutti i campi più innovativi dell'imprenditoria italiana, energie rinnovabili, grande distribuzione, cioè non sono più le villette con piscine e puffi comprate o costruite da Rina o da Provenzano. Siamo di fronte a un ingresso a gamba tesa, ma allo stesso tempo senza mostrare molte, diciamo, molte tracce nell'economia, in quella che conta. Per cui ci sono elementi, per paradosso, non si spara molto meno, ma elementi di grande pericolosità continuano ad esserci, però se ne parla poco, pochissimo. I grandi inviati di mafia vengono inviati a raccontare altre storie, i grandi giornali raccontano altre storie. E in questo tempo così avaro di curiosità, quello che noi continuiamo ad apprendere, a sapere, a scoprire, lo dobbiamo proprio al lavoro che fa questo esercito di sconosciuti cronisti di provincia, i quali invece le storie continuano a raccontarle perché fa piacere, perché è il loro mestiere, perché sono fatti, perché è quello che hanno imparato a fare. E allora, se volete, diciamo un bilancio, io penso che siano cambiate molte cose in questo mestiere, che c'è una generazione di giornalisti che questo mestiere ha imparato a farlo bene, senza lasciarsi comprare, senza vendersi, che ha imparato anche dal messaggio di quelli che non ci sono più, che sono caduti strada facendo, gli Impastato, il Rostagno e gli altri. E credo al tempo stesso che scrivere di mafia resti un mestiere difficile perché richiede misura, attenzione, puntualità, grande umiltà. Mentre ogni tanto questa soglia, questa frontiera dell'umiltà è stata rapidamente superata e messa da parte. Credo che noi dovremmo trovare strumenti di legge che garantiscano il lavoro di quei giornalisti di cui parlavo prima. Credo che oggi occorra ricominciare a leggere, ad ascoltare le notizie, cercando di capire quando la notizia si fa fiacca, lenta, reticente, bugiarda, o quando sceglie di dire poco o di non dire. Ci sono momenti in cui tutto questo è molto semplice, ve ne accorgete, le interviste soprattutto. Voi siete dall'altra parte del giornale o della televisione e avreste voglia di fare quella domanda che invece non viene fatta, che non è una domanda cattiva, ma è una domanda necessaria, è una domanda utile, è una domanda che che attraverso la risposta che arriverà ti fa comprendere un po' più. E a volte quelle domande non arrivano, perché bisogna anche essere compiacenti, essere, diciamo, disponibili a ricevere quello che ti viene dato senza aggiungere altro. Io ricordo durante la prima guerra del Golfo, 1991, quando l'Iraq invade il Kuwait e poi gli Stati Uniti e una coalizione di paesi occidentali dichiarano guerra all'Iraq e la guerra comincia con un bombardamento di Baghdad, Saddam che è ancora assiso in cima al proprio trono, e scappano tutti i giornalisti, scappano, vengono evacuati, si lasciano portare via perché ogni notte si bombarda Baghdad, sì, si bombardano obiettivi militari o più o meno militari, però qualche razzo ogni tanto cade anche sul tetto di un albergo, per cui rischiano tutti, e tutti più o meno decidono di tornare, tranne un giornalista americano, si chiama Peter Arnett, che lavorava per la CNN. Ma non vi dico questo per raccontare il coraggio di un giornalista che decide di restare, ma per quello che fa poi Peter Arnett. Chiede un'intervista a Saddam Hussein. Saddam Hussein è il padrone dell'Iraq. L'Iraq è in guerra con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Italia, eccetera. Arnett è un giornalista di una nazione in guerra con l'Iraq, quindi in qualche modo è quasi un prigioniero di guerra, sì, è un giornalista e lo lasciano lavorare, però vive da forestiero, da nemico in un paese contro il quale il suo paese sta facendo la guerra, quindi dovrebbe essere prudente, usare prudenza. Invece lui chiede un'intervista che gli viene concessa,
gli viene concessa spocchiosamente da Saddam Hussein, che pensa, come dire, io sono il padrone, qui sei tu, piccolo giornalista di una potenza che non è riuscita a scalzarmi, adesso verrai col capo chino a farmi qualche domanda di cortesia. Io ricordo che l'intervista si può rintracciare su YouTube e la prima volta nella sua esistenza, fu l'unica volta, non ci riuscivano nemmeno le bombe, poi nemmeno quando poi fu arrestato, processato, impiccato. Alla fine Saddam conservò sempre in qualche modo la propria supponenza. E invece lì no, perché Peter Harder gli fece 2 o 3 domande che tutto il mondo avrebbe voluto fare a Saddam, che uscivano fuori da ogni retorica, da ogni convenzione, da ogni cerimonia. Gliele fece da giornalista prigioniero e gliele fece in una diretta televisiva senza che Saddam potesse sottrarsi. E per la prima volta nella sua vita Saddam Hussein non ebbe parole. Per dirvi come a volte una domanda, non occorre svelare segreti, una domanda. Ecco, io penso che molti di quei ragazzi che rischiano la pelle senza nome queste domande hanno imparato a farle. È la forza di queste domande che determina la necessità delle risposte che arriveranno, è quello che fa del nostro giornalismo un giornalismo ancora capace di raccontare. Però bisogna distinguere chi sceglie di dire e chi sceglie di tacere, chi sa raccontare e chi preferisce voltare lo sguardo dall'altra parte. Tenere la schiena dritta non è un atto di eroismo, è soltanto un atto di decenza. Se non ti va, cambia mestiere, cioè non sei costretto a fare il giornalista. O vai a cercare i tuoi momenti di gloria calcando altri palcoscenici, ma se scegli di stare su questo, ci sono alcune regole che non puoi mettere da parte, altrimenti stai facendo un altro mestiere. Io potrei anche fermarmi qui se vogliamo lasciare spazio a qualche domanda. Sì, io chiamo anche dal pubblico, ci sono anche ragazzi delle scuole superiori di San Daniele, se vogliono venire qui e fare la domanda che pensano appunto di proporre al dottor Fava. Prego ragazzi, senza problemi. Allora, io volevo chiederle che cosa accadrebbe se le redazioni producessero meno notizie ma di impatto maggiore. Se producessero meno notizie ma di impatto maggiore? Sì. Beh, si tornerebbe a un buon giornalismo, quello che si faceva una volta, quando c'erano meno notizie ma erano più approfondite. I rotocalchi, che non avete mai letto. Sapete, quando una volta un inviato andava a raccontare una guerra in un altro paese, ci andava lui, non c'era Google, non c'era internet, non sapevi in tempo reale quello che accadeva. Quello che stava accadendo lì te lo raccontava quel giornalista e quindi andava col suo bravo fotografo al seguito e quando tornava doveva raccontare tutto, per cui avevi bisogno di scrivere e di sapere scrivere, di scrivere bene e di scrivere tanto per poter raccontare davvero quello che avevi visto. E questo ti impediva forse di avere 100 piccole notizie, ma avere 20 notizie approfondite. Io sono, diciamo, orfano di quella stagione di giornalismo, dove sono nato, sono cresciuto con quel giornalismo. Io andavo in giro da inviato con la macchina da scrivere. La macchina da scrivere è un rapporto col tempo, con la notizia, col fatto, col racconto, che non è il computer, perché non puoi star lì a correggere ogni parola. Scrivi e devi pensare quello che stai scrivendo, devi sapere quello che vuoi scrivere, esattamente come avveniva con le fotografie. Forse non lo sapete tutti, ma una volta non c'erano le macchine elettroniche, tu metti un microchip e fai 1000 fotografie. C'era un rullino con 36 pose e i rullini costavano e svilupparli costava, per cui il fotografo prima di scattare decideva cosa voleva raccontare, non faceva 100 scatti, uno sarà buono, sceglieva. La scrittura era scelta, era molto più scelta di oggi. E in questo, secondo me, si è persa un po' di qualità della scrittura, si è persa una capacità di profondità e di approfondimento.
si è guadagnata nella rapidità della notizia, nella quantità di notizie, però per risponderti io penso che sarebbe un giornalismo migliore. Dall'analisi di Report Senza Frontiere emerge che l'Italia si colloca al 41esimo posto su 180 paesi osservati per quanto riguarda la libertà di stampa. Secondo lei, perché il nostro paese occupa ancora una posizione così bassa? Qual è il ruolo della politica? Il ruolo della politica c'entra poco in questo, c'entra il ruolo dell'editoria, perché molti editori non vogliono fare solo gli editori, vogliono fare i padroni, vogliono anche controllare, costruire, accompagnare l'informazione, perché la nostra è un'informazione molto politicizzata, ma non per il ruolo che ha la politica, ma perché molti ritengono che per fare audience nell'informazione, anche informazione scritta, bisogna cercare di essere un po' settari, un po' parziali. Io non ricordo un'informazione così urlata e settaria come quella di questi anni. Lo dico, diciamo, da qualunque parte arrivi l'urlo. Mi rendo conto come la gerarchia delle notizie non ha a che fare con l'importanza reale delle notizie, ma ha a che fare spesso con le conseguenze di quella notizia. Se una notizia può servire, diciamo, a accompagnare certe vertenze o certe orazioni politiche, bene, se può servire a far danno un'altra parte, ancora meglio. Però in questo l'informazione ne risente. E io credo che più che, diciamo, che la censura manifesta, noi non siamo la Turchia, i giornalisti non vengono messi in galera. Non c'è una libertà di stampa sufficiente. Naturalmente la libertà di stampa passa intanto attraverso il giornalista che deve sentirsi libero e deve voler essere libero. Molte forme di compiacimento nei confronti del potere non vengono pretese dall'editore, vengono offerte come un mazzo di fiori o un canestro di frutta direttamente dal giornalista. In Sicilia ci siamo occupati negli anni passati del cosiddetto sistema montante, cioè di questo imprenditore apparentemente di provincia che diventa una sorta di padrone italiano in nome dell'antimafia, dell'etichetta dell'antimafia, e adesso è in galera, è stato condannato per reati anche abbastanza gravi, dopo aver avuto la capacità di manipolare e gestire carriere prefettizie, ministeriali nei servizi segreti. Si è scoperto che aveva un sacco di giornalisti non a libro paga, perché quella sarebbe corruzione, qualcuno si vende, tutto più semplice da comprendere. No, diciamo la vanità, il fatto di offrirti a quel grande capo in cambio di qualche invito a pranzo e a cena in una terrazza riempita da ministri e da sottosegretari, partecipare alle mondanità dell'Italietta migliore o presunta tale. E per far questo c'erano giornalisti disposti a scrivere qualcosa e tacere altro, accompagnare con le proprie lodi e il proprio incenso la carriera di questo signore che si chiama Antonello Montante. Credo che questo ci consegna un posto così scadente nella graduatoria. Naturalmente sono graduatorie che poi vanno interpretate, perché poi il rischio è che tu sei considerato allo stesso livello di un paese in cui la libertà di stampa non c'è perché i giornalisti vengono rapiti o incarcerati. Non è così. Però rispetto a molti, diciamo, paesi europei, noi abbiamo un'invadenza, una pretesa di essere protagonisti di formazione da parte dei gruppi editoriali e degli interessi che questi gruppi editoriali rappresentano, che è una patologia tutta italiana. Così come un grande asservimento nei confronti della politica. Fateci caso, quando vedete le interviste prese nei corridoi di Montecitorio al ministro di turno, non sentirete mai una domanda non cattiva, perché non bisogna essere cattivi, ma un po' graffiante o che come dire, sottolinei una contraddizione, che provi a prendere le parti dello sguardo dei cittadini. Bisogna essere suavi e compiacenti, e tutto questo forse ci ha anche portato a perdere un po' il gusto, la misura di un giornalismo che deve sapere invece graffiare, perché deve difendere la notizia e la verità, deve saper guardare dove gli altri non sono in condizione di guardare.
deve saper fare questo. E non averlo saputo fare abbastanza ci ha portato ad essere così giù in classifica. C'è una domanda, dottor Fava. La leggo, la sto leggendo. Non le sembra che i giornalisti di oggi, quelli visibili e più, invece di spiegare i fatti con dati tangibili e certi, preferiscono invece imbottire i giornali di opinione? È sparita la pressione dei giornalisti che ricercano i fatti, è stata sostituita da opinionisti e commentano tutto il contrario di tutto. Tutto questo invece crea la verità sui fatti, non crea disinformazione, peggio ancora faziosità politica, eccetera, eccetera. Beh, è vero, Federico, troppi opinionisti e pochi cronisti. Ai tempi in cui ho cominciato a fare questo mestiere, opinione, sì, nei giornali, ricordo alcuni cammei televisivi, alcune strisce televisive in cui in 2 o 3 minuti avevi l'opinione che come tale veniva presentata, ma oggi abbiamo spesso discussioni su fatti che vengono immediatamente trasferite sul piano delle opinioni, dove la faziosità delle opinioni, come dici tu, rende un po' sterile, un po', diciamo, prevedibile la discussione. Ma i talk show che ci sono, alcuni lo fanno di più, altri meno, intanto gli ospiti sono sempre gli stessi. Sappiate che sono pagati, non pensiate che il direttore di un giornale ogni sera si può collegare con la televisione per dare la sua opinione, cioè cambia mestiere, in realtà viene pagato, serve a fare pubblicità a un giornale se è direttore di quel giornale, ma ci sono anche gettoni di presenza. E vedete come alla fine vengono scelti col bilancino, ciascuno deve rappresentare un punto di vista anche politico. E alla fine il gioco delle opinioni diventa un salotto, cioè l'informazione è un salotto anche divertente, anche interessante, perché alcuni di questi opinionisti sono bravi. Li mette attorno a un salotto e ciascuno dice la propria sul fatto del giorno. E un'altra informazione a cui io penso, stanno bene anche i commenti, ci servono, però non possiamo vivere soltanto della rilettura dei fatti attraverso il commento, perché se poi manca l'approfondimento del fatto, nella sua nudità, nella sua oggettività, se manca il racconto e le cause che hanno prodotto quel racconto, quel fatto, quella storia, il commento rischia di essere una cosa da bar, da spiaggia, però rischia spesso di essere l'unica forma di comunicazione giornalistica che noi offriamo, è vero. Che esperienza è stata essere fondatore dei 100 Passi? Beh, una bella esperienza, una storia che avevo voglia di raccontare, avevo già raccontato in un libro che si intitolava 5 delitti imperfetti. E mi piaceva raccontare la storia di questo ragazzo che non è stato un eroe, non lo è mai stato, non voleva esserlo, che rassomigliava a ciascuno di voi quando aveva la vostra età, insomma, i suoi 20 anni, i suoi 15, 20, 25 anni, che ha saputo costruire la sua battaglia contro la mafia senza autocelebrarsi, senza chiamarsi giornalista antimafioso, che ha saputo cercarla anche a casa, attraverso quel parricidio virtuale, culturale che lui fa nei confronti del padre, che ha saputo capire quanto siano stretti e allo stesso tempo quanto allontanino 100 passi che spesso separano vittima e carnefice, e come alla fine spesso vivano tutti sullo stesso fazzoletto di terra, quanta promiscuità ci sia nella vita. E tutto questo era una storia umana straordinaria, per cui non mi interessava il grande racconto antimafioso, mi interessava il racconto di un ragazzo che è capace di cogliere e interpretare la forza dell'ironia per fare a pezzi la mafia. Per me, diciamo, le trasmissioni di Radio Out, anche queste le potete trovare su YouTube, in cui la raccontava il paese, lo chiamava Mafiopoli, e Gaetano Badalamenti, che era il capo mafia, a 100 passi da casa sua, lo chiamava Tano Seduto. E alla fine questa gente che si considerava Dio in terra, no? Baciati, protetti dall'impunità, dall'onnipotenza, di fronte a un ragazzo che produceva risate nei loro confronti, informazione ma anche sberleffo, si sono trovati disarmati.
e hanno dovuto fare quello che generalmente non hanno mai fatto, perché la mafia quando ammazza fa sapere che è lei ad ammazzare. Deve fare saltare in aria un pezzo di autostrada, non è che dice è stato qualcun altro, siamo stati noi. Nei confronti in passato, forse per l'estremo imbarazzo di dirsi disarmati, arresi, rassegnati di fronte a un ragazzo che aveva come unica arma una radio, hanno finto di non averlo ammazzato, hanno fatto finta che fosse un suicidio, un attentato finito male, e soltanto i suoi amici poi sono riusciti a pretendere che la realtà, la verità prevalesse. Per cui è una storia bella, perché può essere la storia di chiunque, è una storia comune, è una storia che cammina a piedi in mezzo a noi, e sono storie che ci servono, secondo me, anche a crescere. Dal suo punto di vista, cosa si potrebbe fare per tutelare i giornalisti e il loro lavoro? Quello che dicevo poco fa, prevedere nel nostro ordinamento la figura della querela temeraria e punirla, prevedere delle norme di tutela nei confronti dei giornalisti, pretendere che le garanzie contrattuali vengano riconosciute a tutti quelli che scrivono, pretendere che si venga pagati con dignità. Essere pagati 3 euro ad articolo non è una cosa dignitosa, viene pagato un terzo di quanto viene pagato ogni ora a chi raccoglie i pomodori in campagna, che merita il massimo della dignità, però se un giornalista prende 3 euro ad articolo vuol dire che c'è uno sfruttamento, e soprattutto alla periferia del regno, lontano dalle grandi metropoli. È questo che accade. Vuoi fare il giornalista in Calabria, lo vuoi fare in Sicilia, lo vuoi fare in Campania, e non hai qualcuno che ti accompagni per mano nella redazione del grande giornale, e tu vivi in un paesino dal quale vuoi uscire raccontando, facendo il giornalista, ti tocca fare anche questo. Ti tocca metterti a disposizione per 3 euro all'articolo. Io credo che su questo invece occorrerebbero, come avviene per qualsiasi altro mestiere, delle norme che tutelino, e credo che vadano fatte non solo per quelli che sono iscritti all'ordine dei giornalisti, ma per tutti coloro che fanno i giornalisti, che di fatto sono giornalisti. Come avviene in altri paesi, in Francia non c'è l'ordine dei giornalisti. Se tu scrivi, e se scrivi su un giornale, su una testata, sei un giornalista, senza bisogno di dover essere iscritto a un ordine e fare un esame professionale. È la qualità di quello che fai che ti rappresenta e ti accompagna. Grazie. Grazie, dottor Fava. Stiamo per chiudere. Volevo solo fare una considerazione. Sull'articolo 21 si parla della censura della stampa. Dico ai ragazzi, andatevi a vedere, non certamente al dottor Fava, La rana bollita di Noam Chomsky. Ovvero, non pensa che noi magari si corra il rischio di essere bolliti a nostra insaputa, e anche i giornalisti, prima che qualcun altro li censuri, si censurano preventivamente, cosa che in precedenza non c'era. Non pensa che ci sia un degrado della società da questo punto di vista, di cui naturalmente anche i giornalisti sono espressione attraverso questa forma di autocensura preventiva che si fanno senza che nessuno glielo chieda? Penso che questo è uno dei grandi temi che poi merita, diciamo, un altro momento e spazio di discussione, e penso che una delle grandi verità. Credo che oggi, tra tutte le qualità, le risorse o i pensieri che, diciamo, educano e che accompagnano un professionista, in questo caso un giornalista, a volte ci sia anche quello della convenienza, che è quello sbagliato e che spesso porta ad autocensurarsi. Grazie, dottor Fava. Grazie a voi. E presento il prossimo incontro in Chiesa di Sant'Antonio in presenza per coloro che vorranno venire, e da remoto naturalmente potrà essere seguito da tutti, ed è in perfetta continuazione con quello che ci ha anticipato lei, ovvero le cause bavaglio e le querele temerarie. Verrà fatto dal presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, il dottor Giulietti, e Lorenzo Frigerio.
Grazie ancora, grazie dottor Fava, buona continuazione Festival Costituzione a tutti. Grazie, arrivederci.